La Tosa Veneta si innamora di un cinese e comincia a frequentarsi. E dopo un po' di settimane che si frequenta, la decide di andare a presentargli a sopare. Lo porta a casa da sopare. Papà, papà, te presente Chan, è il mio nuovo morosetto. Ma un cinese, Antonietta. Perché papà? Ma sei tu razzista? Ma no, non sono razzista, ma te sa, un cinese ha una cultura diversa da noi altri, ma papà non sarà mio quel problema, vedendo adeguarsi, di venirsi incontro, ho capito, ma dopo immagina anche questi bacchettini, queste bacchette, ma non è mio problema, papà, madonna, osa impararmi a miare quelle bacchettine, ostia, sì, ma ho capito, ma dopo un domani te va a finire in Cina anche a te, e te sposa te va a finire in Cina, ma che vai a finire in Cina? Lei guarda Vicenza, ormai si è integrato qua con noi altri, e parla anche a Veneto, osteghita, ma non è mia quello il problema, guarda, contentati, mi... non è qualcosa che non mi va. Neanche un anno e si sposa sto qua, il cinese con Antonietta e si sposa, festa, tutto quanto, matrimonio, tutti contenti, mangia, bevi. Dopo un paio di mesi lì così che è sposati, lui in macchina non fa un incidente, e va fuori a strada su una curva, desfà la macchina, distrutta completamente in mezzo a un campo capotata, e lui messo sbarrossai lo porta via con l'ambulanza, spacca il bacino, spacca un braccio, una gamba, pacche dappertutto, una roba, è disperata, in ospedale, disperata, arriva a casa da sopare, papà, papà, e Chan, l'ha fatto un incidente, le da fuori la strada, e da fuori la strada, papà, e si spacca un braccio, una gamba, anche il bacino, pacche dappertutto, papà. Ti ho detto a me che era qualcosa che non era qua, ti ho sempre detto a me, vedi, a portare a casa roba cinese, non dura niente e si spacca subito.